Buongiorno, oggi siamo alla casermetta di Aurava che si trova a San Giorgio di Richinvelda. Anche questa è una location della guerra fredda, ne ho fatte varie ultimamente della fanteria d'arresto, luoghi della fanteria d'arresto, e questo l'ho fatto perché è una casermetta, quindi è diverso dai soliti luoghi diciamo un po' anonimi dove c'è solo una base di cemento armato. Qui il luogo è un po' più grande, non è gigantesco, però è una casermetta. Si trova in località Aurava, San Giorgio di Richinvelda. Come vedete ci sono sbarre alle finestre, ci sono ancora i neon sul soffitto e il tetto è in buone condizioni, c'è un po' di umidità di risalita. La porta era murata, l'abbiamo trovata sfondata. Anche le finestre, qui è tutto murato, potete vedere che è tutto murato. Qui c'era la cucina, lavandina in granito, porta sul retro chiusa, dispensa. E con la dispensa finisce la nostra casermetta. Sì, direte voi, non è proprio un granché, però questa era una casermetta della fanteria d'arresto. Questa era una casermetta, o meglio, questo è quello che resta di una casermetta della fanteria d'arresto. Stranamente, sto provando a vedere, non ci sono ingressi per andare nel sottotetto, perché io sono sempre curioso di ste robe, anche se diciamo che non mi fido, perché oggi sono in compagnia di mio figlio, quindi se cado a terra e resto paralizzato lui può chiamare l'ambulanza, quindi da quel punto di vista sarei salvo, però preferirei continuare a fare video e non farmi male. Bene, io direi che è tutto. Come potete vedere qui c'era il fil di ferro che recintava a metà casermetta, lì c'è il cancello e poi da lì in poi manca completamente la recinzione. Spero che il video vi sia piaciuto, breve, ma queste erano le casermette, ce ne sono decine e decine in Friuli. Oggi ne ho fatta una, ho in programma di farne un'altra prossimamente, l'ultima, dove ci sono vicino altre postazioni di mitragliatrice e di cannone, così unisco la casermetta con le postazioni vicine, mentre questa invece vicino non ha praticamente nulla. Io vi saluto da Aurava, San Giorgio di Richinvelda. Buona giornata a tutti.